Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Dal satellite notiamo appunto l'azione di un minimo depressionario che sta per arrivare sul Golfo Ligure per portare forte maltempo. Già a partire dal nord-ovest nel corso delle prossime ore nella nottata azioneranno i primi temporali di forte intensità, specie sulla Liguria e sul Piemonte, in estensione poi nel resto della giornata di giovedì anche sul resto delle regioni settentrionali e su un versante tirrenico. Come possiamo notare dalla grafica, ecco le precipitazioni previste secondo il modello europeo. A partire dalla nottata si nota un sistema convettivo azionare dalla Corsica e spingersi verso il versante tirrenico, possibilità per primi piovaschi o rapidi rovesci sulle coste della Lazio e della Campania, mentre i primi rovesci temporali azioneranno dopo aver agito sul Piemonte nella notte e nelle prime ore della mattinata anche sulla Lombardia, sul Veronese, quindi su Ovest Veneto e poi su tutta quanta la Liguria e sulla Alta Toscana, con fenomeni che si estenderanno poi gradualmente verso il resto del versante tirrenico nel corso del pomeriggio, e sarà proprio nel corso del pomeriggio che i temporali avanzeranno gradualmente verso tutto quanto il Veneto e porteranno con sé quantitativi di pioggia eccezionali, anche oltre i 60 mm sulle medio-alte pianure, possibilità per sviluppi convettivi multicellulari anche sul Ferrarese lungo il delta del Po. Qui sarà alta l'umidità e il Cape, quindi valori di energia in quota molto alti che favoriranno quindi lo sviluppo di temporali, così come il Cape alto anche sulla capitale Roma e su Napoli, quindi anche sul Lazio e sulla Campania risentiranno di precipitazioni intense. Possibilità anche per il Molise del transito di un fronte temporalesco da ovest verso est che andrà poi spostandosi verso i Balcani. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare il tempo sulla Toscana, così come migliorerà anche nel tardo pomeriggio lungo il resto delle coste tirreniche, con temporali però ancora in azione sul nord-est e probabilmente anche sulle alte pianure e le prealpi piemontesi e lombarde. Sarà molto importante sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia e pensate che gli apporti di accumulo qui potrebbero superare addirittura i 100 mm, ma concentriamoci proprio su queste aree, perché in queste aree risentiremo di precipitazioni molto intense. Possiamo notare infatti anche dalla mappa degli accumuli come sono previsti anche più di 70 mm sulle aree in viola e in bianco. Infatti si possono superare anche i 70 mm su questi settori e superare anche i 60 mm sui settori montuosi e della pianura piemontese occidentale. Andiamo a vedere invece il Veneto. Infatti risentirà il Veneto anche qui di una forte attività a partire dal mattino. Dopo una nottata in prevalenza stabile con cielo parzialmente nuvoloso, assisteremo alla formazione di esteso sistema temporalesco che interesserà dapprima il Veronese e poi a carattere multicellulare, proprio anche qui per la convergenza dei venti da sud-est che incontreranno delle masse d'aria un po' più umide dalle Alpi che spingeranno da nord-est. Questo scontro di masse d'aria provocherà quindi la formazione, in contrasto anche con l'energia in quota superiore ai 2000 quanto riguarda il Cape, la formazione di multicelle anche a carattere probabilmente supercellulare nel corso delle ore pomeridiane, e potranno anche accumularsi oltre 50 mm di pioggia tra la provincia di Vicenza e quella di Treviso. Infatti sono previsti accumuli decisamente elevati. Per quanto riguarda gran parte dei modelli vedono accumuli sopra i 50 mm, quindi criticità idrogeologiche su tali settori. Sulla fascia prealpina e alpina sarà prevalente il rischio di persistenza dei fenomeni, e questo scatenerà il putiferio nel corso delle ore pomeridiane anche sul resto del nord, non solo sulle medio-alte pianure e sulle prealpi, ma anche ovviamente sul resto delle pianure con sistemi anche supercellulari a rischio di grandinate fino a piccole medie dimensioni. La cosa che fa più preoccupare la regione del Veneto sarà il rischio di esondazione di torrenti e di fiumi, e in questo caso attenzione anche al rischio di frane. I fenomeni nel corso della serata tenderanno a viaggiare verso il Friuli Venezia Giulia, interessando anche questa regione, portando anche qui accumuli oltre i 50 mm, soprattutto sul comparto centro-orientale. Dalla mappa infatti si evince come le precipitazioni saranno più favorevoli e a rischio ovviamente i settori del medio alto Tirreno, e così come ovviamente sul Triveneto e sulle prealpi lombardo-venete. Meno esposta sembrerebbe l'Emilia Romagna, dove i fenomeni saranno più deboli, ma più colpita
zona dell'Emilia Romagna, l'Emilia occidentale nel corso della nottata e l'Emilia settentrionale. Parliamo soprattutto del Ferrarese. Su quest'area vige il rischio appunto di temporali di forte intensità, possibilità di temporali anche sulle Marche come abbiamo visto prima, e meno esposte invece dal rischio, come si notano, le aree in giallo, ove però sarà comunque presente una locale instabilità soprattutto sulla Puglia settentrionale, non escluso un locale rovescio, e comunque precipitazioni qui deboli senza rischi, perché prevarrà il vento di scirocco che manterrà ancora le temperature leggermente più calde rispetto alle altre zone, che riceveranno invece un netto calo delle temperature. Seguiteci sempre e preparatevi a questa intensa fase di maltempo.